Pensiero del giorno. Domenica 20 aprile. Gioia piena. La gioia è sempre un effetto dell'amore per Gesù abbandonato, perché è un frutto dello Spirito. La gioia che spesso manifesta gli altri frutti, li riassume, li corona. La gioia, fiore dell'amore, espressione di vita, di pienezza, di consolazione, di felicità, di gioia. Quella gioia che testimonia la luce dell'anima. Questa pienezza di gioia, attraverso l'abbraccio di Gesù abbandonato, è la norma della nostra vita. Come la morte di Cristo, la partecipazione alla sua passione deve essere vissuta in noi. Così deve essere vissuta in noi la sua risurrezione. Non c'è risurrezione senza morte. Non c'è gioia di Gesù senza amore per Gesù abbandonato. Non c'è gioia di Gesù senza amore per il dolore. Se non abbiamo la gioia della risurrezione, significa che Gesù abbandonato non è più l'ideale della nostra vita, del nostro momento attuale. Il suo posto sarà preso dal lavoro, dal nostro io, dallo studio, dalle attività, dalle cose, dalle creature. La gioia che Dio vuole da noi è, infatti, una gioia speciale. È la gioia di Gesù risorto, che sboccia dal dolore, nasce dalla rinuncia, accompagna l'amore. Ed è una gioia che è contagiosa, che distingue, che impressiona, che attrae, che converte. Non è, quindi, una gioia improvvisata. Amare Gesù abbandonato perché Gesù viva in noi. Gesù nell'abbandono si è donato totalmente e nella spiritualità che si incentra su di Lui, Gesù risorto deve risplendere pienamente e la gioia deve testimoniarlo. Chiara Lubick, L'unità e Gesù abbandonato, Città Nuova Editrice. Ciao! Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, aprile 2025. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Isaia, capitolo 43, versetto 19.